Diciamo buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Diciamo innanzitutto che Verdini non l'ha fatto, ma l'ha fatto capire. Il gesto è alla Maradona maniera, pure lui, non è che ha fatto di più o di meno. Qual è la differenza tra la quella Maradona parola maniera? Non per niente oggi il fatto dice Maradona e Verdini, quelli che se ne fregano. voglio dire, non Eccolo è che cambia qua. molto rispetto al gesto fisico, al mandarlo a quel paese, gli italiani e il fisco. Quindi sotto Ombrello questo non aspetto ombrello, il succo si è giudica da sé. quello. Ecco, c'è chi lo prende e chi lo dà, insomma, è tutto qui. Andando nel merito, io ho preso atto delle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Giovanardi, che ha detto due cose importanti, su cui però invito tutti a riflettere. Ha detto, primo, questa legge di stabilità tutti la criticano ma nessuno l'ha letto. In realtà, mi permetto di far notare, che a criticarlo, tanto da farlo sapere agli italiani, le critiche che contiene, non è che sono stati dei sprovveduti, sono stati gli stessi parlamentari, dello stesso governo e della stessa maggioranza, cioè loro stessi se la sono dette e se la criticano pure. Quindi, Fassina si voleva dimettere, sta dentro il governo, chiude così. Esponenti del governo che si vogliono dimettere perché non condividono, esponenti della maggioranza, addirittura i capigruppo che dicono che è una legge che fa schifo, Brunetta, Capezzone e quant'altro. Quindi, voglio dire, qui dobbiamo farci a capire, se nessuno l'ha letto e tutte la criticano, delle due l'una. O una bugia la prima cosa o una bugia l'altra, non è accettabile una cosa del genere. Quindi io prendo atto del fatto che è probabile che sia stata poco letta, ma è ancora più grave il fatto che è bastato a leggere quel che hanno letto e ogni giorno, man mano che lo si legge di più, la si critica di più, fino a dire il Presidente di Confindustria che è una porcata. Allora, sotto questo aspetto, forse è il caso di ricorda il Porcellum, qua di porcate ne abbiamo viste tante. Attenzione, fino a far dire al Presidente del Consiglio è una legge che in Parlamento dovete cambiarla, è una bozza. Io credo che chi sta alla guida della nave deve assumersi la responsabilità, lo ha fatto per esempio Monti nella scorsa legislatura, prendere o lasciare. Poi si può condividere o non condividere, si può condividere o non condividere, ma questo. L'altra cosa che mi permetto di far riflettere a chi ci ascolta, che pure ha detto che ha fatto la fotografia l'onorevole Giovanardi, io non contesto ciò che ha detto, invito a riflettere su ciò che ha detto. Ha detto la legge Severino è una mascalzonata. Poi, ma chi l'ha fatto sta legge Severino? Loro l'hanno fatto. No. Chi l'ha votato? No, io loro, no. Loro Nessun parlamentare l'ha votata. È un decreto legislativo che non è stato votato dal Parlamento e va oltre la delega che il Parlamento aveva assegnato al governo Monti. La decadenza sopravvenuta c'erano scritto nel decreto legislativo. Giovanardi, non ci ricordiamo barricate, non ci ricordiamo barricate, ve ne siete accorti molto in ritardo che non vi piaceva la legge Severino. Io sono d'accordo con Nel merito, siccome voglio aggiungere qualcosa non l'abbiamo votata. No, nel merito, vabbè, io prendo atto che vi dissociate dalle leggi che fate, ma per amore di Dio, è la politica di oggi. Sai cos'è un decreto legislativo? Il governo da voi appoggiato. Il decreto legislativo lo spiega agli studenti a Giovanardi, è un atto che appunto dopo aver fatto una legge delega il governo con un atto delegato rispetto a quel che gli ha dato il Parlamento l'ha fatto. E il Parlamento lo vota? No. Ma il Parlamento poteva prendere atti che era sbagliato e il Parlamento Guardi, le farò omaggio, faremo un servizio a lei dedicato con le dichiarazioni di tutti quelli della maggioranza di allora sulla legge Severino, erano tutti contenti, c'erano tutti che andava fatta subito. Alfano era un fan. Ma non sulla retroattività, scusi, qualunque legge penale facciamo, quella adesso sulla violenza alle donne, scusi, quando facciamo questa legge severissima, non è che se il fatto è avvenuto 4 anni fa, la pena di oggi si applica a quello di 4 anni fa, si applica per il futuro. Quindi il problema è la retroattività. Posso intervenire? Posso intervenire e chiedo alla intelligenza e terzietà del ritornato giudice Mantovano, così glielo introduco, se si può sostenere che sia una pena accessoria la legge Severino o se la pena accessoria è quel che hanno dato i magistrati di Milano a 2 anni settimana scorsa, perché Berlusconi è stato condannato a una pena principale e a una pena accessoria. Quella è la pena, quella è la sanzione penale che la Corte d'Appello su indicazione della Corte di Cassazione ha rivisitato e ha detto 2 anni di pena accessoria. Quella è la pena accessoria che non lo potrà togliere nessuno. Dopodiché hanno fatto in Parlamento come legge delega e decreto legislativo, come diceva l'onorevole Giovanardi dopo, hanno fatto un altro provvedimento che riguarda la eleggibilità e la legge elettorale, dicendo guardate che d'ora in poi in Parlamento gente condannata non lo vogliamo avere più. Io credo che sia una operazione di civiltà che dovremmo prenderne tutti atto. Io credo che una persona che è delinquente è meglio che non ci stia in Parlamento. Allora, voglio sentire anch'io la posizione di terzietà di Alfredo Mantovano, anche perché sinceramente, anche rispetto al piccolo brano che abbiamo mostrato di Verdini, io ho la sensazione che dentro il centrodestra, da cui lei
tra l'altro è uscito, quindi mi interessa molto la sua opinione. C'è una questione morale, cioè io penso che uno dei problemi che Giovanardi non dirà mai qui apertamente, ma che si pongono un pezzo dei... Su questo che cosa ha detto Di Pietro? Sì. Questione morale, solo centrodestra è un po' poco. No, assolutamente, però io penso che dentro le spaccature del PDL ci sia anche una visione diversa. Io non so quanto quello che ha detto Verdini in questa intervista sia condiviso dalla larga parte poi di quelli che militano dentro il PDL, cioè come si affronta questo tema e l'alternativa è andarsene come ha fatto lei? C'è un momento in cui uno dice non sono adatto? No, io intanto sono molto più sereno adesso. E fuori dalla politica? E sono molto più sereno anche perché una cosa che mi meraviglia è come si fa un anno fa ad approvare una legge, la legge Severino, che da subito presentava dei problemi proprio di conformità alla Costituzione, e a distanza di qualche mese dire stracciarsi le vesti. Non mi aspettavo che la crisi economica mi facesse fare una fine così brutta, Di Pietro, però è successo. Vabbè, andiamo con ordine. Andiamo con ordine. Stiamo parlando del sistema fiscale, di chi paga le tasse, chi non le paga, chi fa il gesto all'ombrello e chi se lo prende l'ombrellata in testa. Io faccio parte di quelle categorie di italiani che crede che anche con questa legge finanziaria, con tutti i rispetti che ho per i miei interlocutori, non è che si sono ridotte le tasse, hanno cambiato di nome, ma alla fine nelle tasche degli italiani le tasse gli portano via sempre le stesse tasse, e per questa ragione io ritengo che questa sia stata una legge di stabilità, che è una cosa diversa dalla legge finanziaria, ovvero da quello shock finanziario che tutti si aspettavano, che tutti volevano a partire dal cuneo fiscale per rilanciare l'economia italiana, da cui Squinzi, i sindacati si stanno lamentando. Quindi questa idea di dire sono quadrati i conti è un po' come quando il medico ti dice l'operazione è perfettamente riuscita ma il paziente è morto, quindi né più né meno. Per quanto riguarda la vicenda di cui diceva prima l'onorevole Giovanardi, che non vorrei si passi così, perché ha detto una cosa importante, ancora una volta ha detto una cosa importante, ma bisogna vedere, poi andare dentro la notizia. L'analista del Giovanardi Verbo ha detto espressamente che bisogna che ci sia un controllo della TV pubblica perché fa circolare informazioni false, e quando si fa circolare ci vorrebbe un organismo. Io credo che innanzitutto non è solo quella pubblica, anche quella privata fa a volte informazioni false, ma a volte ce le cerchiamo pure noi, diamo informazioni false alla pubblica e alla privata, quella riporta quel che di falso dicono i politici e gli altri, quindi non è colpa di chi... il nostro mestiere come cortesemente non è colpa di chi diceva anche Brunetta, dà il microfono a qualcuno che dice falsità, ma di quel che le dice le falsità tante volte. Detto questo, io sono convinto che per quanto riguarda la TV pubblica, che è una cosa diversa da quella privata, cioè perché lo paghiamo noi italiani, ci siano due anomalie di fondo. Primo, che il consiglio di amministrazione venga nominato e scelto in una lottizzazione di partiti del Parlamento. Secondo, che la stessa comunità di vigilanza RAI, cioè il controllo dell'informazione, sia affidata ai parlamentari stessi. Io credo che il Parlamento, il politico, sia il soggetto controllato, e che fin quanto il controllato si nomina il controllore avremo sempre un deficit di trasparenza e di informazione, perché il controllato si nominerà sempre il controllore, che non controlla lui ma controlla quello a fianco. Su questo senso io credo che bisogna, quindi condivido l'organismo, ma credo che deve essere questo organismo scelto in modo totalmente diverso. Personalmente ritengo che deve essere scelto da tutta l'associazione dell'informazione dei giornalisti. Voi siete iscritti a un apposito albo, e che forse se tra di voi vi fate un'autoregolamentazione per poter regolamentare come fosse il CSM della TV, come fosse il CSM della TV, perché no? CSM della TV, io qui a questo pensavo. Per quanto riguarda la questione Maradona, e chiudo, per quanto riguarda ma io anche e chiudo la questione Maradona. Su cosa ha fatto Maradona l'abbiamo visto tutti. Permettetemi di fare un po' il difensore d'ufficio di Fazio, però. Io non condivido assolutamente l'analisi che ha fatto Bechis oggi. Oggi Bechis sul Libero, lei l'ha citato lei, quindi mi permette di intervenire. Cosa dice? Lo dica a chi ci ascolta. Dice: guardate che Maradona non è colpevole, semplicemente non si è potuto difendere perché non gli è stato notificato. È troppo bello, come se Maradona non lo sapeva, quel che stava accadendo, e tutti i giornali italiani hanno parlato, è come se non lo sapeva che il suo datore di lavoro era già stato messo sotto inchiesta su questo, altri calciatori come lui erano stati messi sotto inchiesta. Addirittura dice anche Bechis, dice: guarda che gli altri sono stati assolti. Non è che è stato assolto, è il Napoli Calcio di allora
era in fallimento e quindi si è inserita la procedura fallimentare per cui ha pagato meno di quel che doveva pagare, ma non c'entra assolutamente niente. Veniamo però al gesto televisivo e veniamo al fatto Faccio doveva fare qualcosa in più, oggi adesso anche Matteo Renzi dice per esempio Faccio ha sbagliato, doveva essere più duro. Sì, si fa presto a dire quando si è in diretta, qui in questo momento siamo in diretta, se io me ne esco con una battuta a effetto eccetera eccetera, si fa presto a mettersi nei panni di là, il giorno dopo avresti dovuto fare così, se tutti quanti potessimo sapere prima o registrassimo allora andremmo a vedere, ma nell'immediatezza dei fatti andare a dire ti dovevi comportare così piuttosto che così non è una cosa facile, e chi sta dopo e guarda è facile criticare, ma io mi metto nei panni del conduttore in quel momento evidentemente non ha avuto la percezione, me ne dispiace che non ha avuto quella percezione, ma criminalizzare una persona semplicemente perché in quel momento doveva reagire, a me sembra andare a cercare il pelo nell'uovo rispetto a un gesto che ha commesso la sua posizione è chiarissima. Voglio sentire Giovanardi, Margiotta e Mantovano. Solo un inciso, perché poi Brunetta ha detto una cosa. No, ma mi interessa il suo parere su quello che ha detto Brunetta, un angelo che cade fragorosamente. No, attenzione, io collego anche questo discorso alla battaglia di Brunetta, perché se è vero che conduttori di quel tipo portano a casa in 2 anni, 3 anni, 5 milioni di euro. E Margiotta che sa tutto, che vigila. Chi guadagna 5 milioni di euro deve comportarsi anche da professionista. Non è che dice piglio 5 milioni di euro per fare una trasmissione e poi vengo colto di sorpresa. Quello lo può fare il dilettante allo sbaraglio. Ci sono anche responsabilità. Uno lo fa tutti i giorni in 10 anni. Che gli capita, a lei non è mai capitato una volta, ritornando, ripensandoci il giorno dopo. Avrei voluto fare diversamente, ma si fa presto a criticare stando fuori. Si fa presto a criticare. Guarda, se mi danno 5 milioni di euro a me per fare la trasmissione, no, accetto di essere criticato. Perché se non si può neanche criticarlo, scusi, ma nessuno dice criticarlo. Veramente abbiamo tra quelli che le critico io prendo la difesa d'ufficio di uno che ha fatto il dovere tutti i giorni. Ho detto semplicemente perché non ci sono delle vacche sacre, perché chi fa politica può essere insultato da tutti tranquillamente, chi guadagna somme astronomiche per fare il suo mestiere almeno lo possiamo criticare, possiamo dire. Scusi, che mi rispieghi bene perché secondo lei Faccio non ha sbagliato? Io sto dicendo che è troppo facile criticare dopo, quando nell'immediatezza dei fatti hai a che fare con una persona che in quel momento sta esprimendo la sua valutazione dei fatti e si comporta in un modo che lui in quel momento non ha focalizzato il gesto dell'ombrella, ha focalizzato il Maradoni che esprimeva una sua valutazione dei fatti rispetto a un fatto che non aveva mai detto prima direttamente. Per cui in quel momento lui è stato tratto in inganno dalle dichiarazioni di Maradoni. Ascolta. Certo, avrebbe fatto meglio a contestarlo, sono d'accordo anch'io, ma siccome io tante volte mi sono trovato a ripensarci il giorno dopo e a dire se fossi stato più attento, se fossi stato più attento a quando mi ha intervistato la giornalista di Capanelli avrei dato una risposta diversa invece che dire mia moglie non è mia moglie. Ma la colpa è mia, mica della giornalista che ho detto la puttanata. Grazie. Allora Di Pietro ci ha raccontato Andrea Pancani di parecchie posizioni oggi stamattina prese da esponenti politici di prima grandezza. Dalle colonne del Corriere stamattina parla anche Fini, fa una lunga intervista in cui devo dire usa toni molto morbidi nei confronti di Silvio Berlusconi, dice che alla fine è un uomo generoso, simpatico sul piano umano, però invece è molto più duro, molto più critico con i colonnelli di Berlusconi. Allora, volevo una sua opinione su Fini e poi le volevo parlare anche dei suoi colonnelli che sono stati, lei fa autocritica benissimo come ha fatto prima, un suo punto debole nella sua vita politica. Mi dica di Fini. Comincio proprio dalla seconda parte, facendo autocritica in questo senso, perché alcune persone, ho letto anche alcune interviste, qualificano l'operazione dei 24 parlamentari un po' un'operazione alla Sciripoti maniera. È veramente un'offesa all'intelligenza loro e anche degli italiani, una cosa del genere. Io che faccio il difensore d'ufficio Giovanardi è tutto dire, insomma, una cosa del genere. Io credo che un Parlamento e una maggioranza parlamentare che vota la fiducia al governo e nello stesso tempo ne dice di cotte e di crude sulla manovra finanziaria del governo è un controsenso in questo senso. Quindi io mi aspetto di vedere, sono curioso in questo momento, io non sto dicendo che fanno bene, io personalmente sono dell'idea che prima si va a votare meglio è e possibilmente con una legge elettorale, però sono curioso di vedere se questa manovra che loro stanno facendo, cioè questa dissociazione all'interno del PDL, sia una dissociazione per sostenere l'operato del governo di cui fanno parte o se per
è il primo passo per poi andare a votare l'impunità a Berlusconi. Questo Giovanardi adesso ce lo negherà, però il giorno dopo le elezioni, il voto che si farà, sono ben felice di rivedermi con lui qua, perché se si potesse poi anche fare il voto palese, in modo che ognuno non dice una cosa e fa un'altra, sarebbe una bella cosa. In questo senso ho detto che sono per il voto palese. Perché lei sul voto segreto che si aspetta? Parecchie manovre dietro il voto segreto. Ma il voto segreto, ognuno viene qua, ti racconta quello che vuole e poi là fa quello che vuole. Deve avere il coraggio delle proprie azioni. Questa idea che si debba segretamente fare le cose senza avere il coraggio di dirlo, a me pare che non abbia alcun senso. In questo senso, una cosa così importante, io credo che sia un dovere verso gli italiani poter dire io ho fatto così, ecco come faccio così. Detto questo, però vorrei io però ho detto una cosa però su questo, ho detto come non ci possono essere leggi ad personam, non ci possono essere regolamenti contra personam. E su questo voglio intervenire. Io non so, lei ha detto una cosa prima, ha detto Fini, che non è l'ultimo arrivato, e rispetto a Berlusconi, uno che da 30 e passa anni si conoscono e si frequentano, che è stato Presidente della Camera, che ha fondato insieme a lui il PDL, quindi è uno con cui aveva a che fare sera e mattina, insomma, ecco, è un po' come moglie e marito. In una situazione di questo genere, lei ha detto, è stato morbido con Berlusconi. Io vi invito a rileggere cosa ha detto Fini di Berlusconi, detto dal Presidente della Camera. Cioè a me non interessa niente cosa dice la Bonner di Berlusconi, non me ne frega niente di cosa fa la Ho capito che si riferisce leggo testualmente. Okay. Vada. Dice Fini, che ripeto, io lo conosco bene da 30 anni, per 17 anni siamo stati alleati. Persino chi è Berlusconi per me? Sempre seducente e simpatico, mai autoritario e protervo. Vedi come politicamente si sa mettere la vasellina? Perché subito dopo dice: persino l'ultima volta che è venuto da me con Gianni Letta, capisci a me, a chiedermi due cose impossibili: vietare di fatto le intercettazioni e tagliare la prescrizione dei reati. Riflettete un attimo, un Presidente del Consiglio che va dal Presidente della Camera e gli dice: oh, tu mi devi togliere l'intercettazione, la possibilità che i giudici intercettano. Oh, tu mi devi dimezzare la prescrizione perché io sono sotto processo e se no mi condannano a 4 anni come è stato condannato. Questo è un documento che ha anche un valore giudiziario, oltre un valore politico, un valore morale. Perché Berlusconi si è messo a fare politica? Lo ha detto Di Pietro da tanti anni e continua a dire, perché questo si è messo in politica per motivi giudiziari suoi. E l'idea, cioè, che si va al Parlamento per farsi leggi, per non farsi processare, è la cosa più grave. Abbiamo una testimonianza diretta di chi ha fondato il PDL, di chi è Presidente della Camera, che Berlusconi andava dal più alto esponente del Parlamento a dirgli: fammi una legge ad personam. Rispetto a questo fatto io mi chiedo, non Berlusconi, ma voi italiani che le votate, ma vi rendete conto che vi sta usando per i cavoli suoi? Spero che Di Pietro vuole restare a un altro posto e vuole farlo, io sono contenta. Saluto, ma spero di tornare. Allora, però le dico una cosa, prima di salutarla, dato che parlavo dei suoi colonnelli, le voglio dedicare una cosa divertente, che è una sublime imitazione che fa Crozza di Razzi, perché Razzi per lei è stato, come dire, ce l'ha sul groppone politicamente, però per il varietà è stato una fonte di ispirazione. Però fate diretta a me, io ho sbagliato una volta. Ma perché Berlusconi l'ha ricandidato? Ah beh, quello, vai a saperlo. Cioè, una volta che ha visto che errore ha fatto io, perché l'ha ricandidato? Vai a saperlo. No, che lo vai a sapere, lo sappiamo benissimo. Chiedela di Gregorio. Vediamoci Razzi, poi rientriamo in studio fra pochi minuti, non ci lasciate, mi raccomando. Onorevole Razzi, che posizione assume lei sulla Bossi-Fini? Che cos'è la Bossi-Fini, che posizione assume sulla Bossi-Fini? Ma io non credo che possa o assumere o Fini o Bossi, anche perché io c'ho già la signora che viene una volta alla settimana. No, ma no. E prende 1.300, La Bossi, anche perché faceva le pulizie e faceva da mangiare con l'aglio. La Bossi-Fini è una legge. Mentre l'altro faceva da mangiare senza aglio. Lei non sa cos'è la Bossi-Fini. No, ma anche perché lei non sa cos'è noi la parliamo Bossi-Fini. dell'Abruzzo.